Allora, ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio. Oggi sarà la prima di Lucarelli al Massimino da quando è tornato sulla panchina del Catania contro la Turris. Rossazzurri pronti a interpretare una partita aggressiva e con alcune novità tattiche. Squadre in campo alle 14. Marco Carli. Dopo 4 giorni intensi di allenamenti con alcune doppie sedute, ecco il sabato della prima. Lucarelli ha lavorato sul gruppo tentando di creare occasioni per condividere. Il noi e non l'io, come ha detto il tecnico durante la conferenza di presentazione. E poi l'aspetto psicologico che si traduce in un diverso approccio alla partita. Mister, in sede di presentazione lei ha detto voglio gente che ci crede. Quanta gente che ci crede ha trovato in questi giorni di allenamento? Tutti. Pensavo di no, invece tutti massima disponibilità. Lato tecnico, Lucarelli ritrova interpreti importanti che possono dare tanto anche in chiave futura. Di Carmine Olivieri recuperati? Sì, sono recuperati, anche Deli è recuperato, perdiamo Ladinetti, però insomma diciamo che tutto sommato possiamo contare su 2 giocatori, su 3 giocatori, compreso Olivieri. Partendo dalla difesa a 4, tanto dipenderà dai centrocampisti che saranno Zanellato, Zammarini e Rocca, con quest'ultimo che avrà tempi e soluzioni per andarsi a piazzare alle spalle dell'unica punta di Carmine, con Sarao alternativa quasi alla pari, considerando che l'attaccante toscano è al rientro. I ballottaggi sono sugli esterni, Chiricò, Chiarella da una parte, Bocic o Marsura dall'altra. Un 4-2-3-1 che con Rocca che scende in mediana in fase di non possesso diventa 4-3-3, ma al di là del modulo sarà l'atteggiamento che farà la differenza e che vuole vedere da subito Lucarelli. Catania Turris sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, 3 ore live che cominceranno alle 13:30 con i collegamenti dal Massimino e i commenti da studio. A fine gara le interviste ai protagonisti in campo e all'allenatore rossoazzurro. Questa è l'ultima notizia, il telegiornale finisce qui. Vi ricordo che a seguire ci sarà la rassegna stampa curata oggi dal collega Angelo Gagliano. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.